Bene, buongiorno. Oggi parliamo di bronchiolite. Siamo alle porte dell'inverno e questa infezione respiratoria ogni anno causa delle epidemie. Pensate che negli ultimi 2 anni, nel periodo invernale, gli ospedali si sono riempiti di bambini con la bronchiolite. La bronchiolite è causata da un virus che si chiama virus respiratorio syncytiale. Interessa soprattutto i bambini più piccoli sotto all'anno di vita, quindi quando vi racconterò è importante soprattutto per i genitori di bambini molto piccoli o per i bambini che stanno arrivando. La bronchiolite è un'infezione respiratoria, nella maggior parte dei casi si può gestire a casa, però vi sono anche casi in cui si arriva all'insufficienza respiratoria. Che cosa vuol dire? Che il bambino ha bisogno dell'ossigeno e quindi deve venire ospedalizzato. Pensate che nei paesi in via di sviluppo, dove gli ospedali non hanno l'ossigeno, questa infezione causa 100.000 bambini che muoiono a causa di questa infezione. Purtroppo non vi sono terapie efficaci se non l'ossigeno. Gli antibiotici, i cortisonici non servono. Però vi è una importantissima novità che abbiamo definito epocale, una delle più importanti novità degli ultimi 10 anni in pediatria, nel senso che la ricerca ha sviluppato degli anticorpi monoclonali. Che cosa sono? Sono degli anticorpi pronti che vengono somministrati ai bambini e proteggono da questo virus. Impediscono che il virus entri nelle vie aeree che causi la bronchiolite. Quindi stiamo parlando di anticorpi monoclonali, non stiamo parlando di vaccinazioni. Come vengono e quando vengono utilizzati? Allora, vengono utilizzati nei punti nascita, quindi quando il bambino nasce, ed è molto importante che i futuri genitori sappiano di questa opportunità. Questa dose protegge il bambino per tutta la stagione, quindi la stiamo facendo adesso in tutti i punti nascita e ovviamente nell'azienda ospedaliera di Padova viene fatta questa iniezione che copre fino ad aprile. Poi invece per i bambini che sono nati nei mesi precedenti, i pediatri di famiglia stanno richiamando i bambini che adesso hanno 4, 5, 6, 7 mesi per questa somministrazione. Quindi è una terapia molto efficace. Pensate che nelle nazioni che hanno iniziato l'anno scorso come la Spagna ha portato ad una riduzione dell'80% dei ricoveri per bronchiolite, quindi un risultato importantissimo. E devo dire che la regione Veneto è stata veramente lungimirante nell'aver attivato questa campagna contro il virus respiratorio syncytiale che adesso è operativa in tutto il Veneto. Quindi credo che i genitori dei bambini più piccoli debbano sapere di questa opportunità e, come vi ripeto, porta ad una riduzione dell'80% dei ricoveri.